Bene, adesso facciamo l'invaso della gardenia. La gardenia è una pianta acidofila, quindi ha bisogno di un terreno acido. Questa qui l'avevo rinvasata già l'anno scorso, adesso ha bisogno di un ulteriore rinvaso. Ovviamente però andrà fatta una pulizia delle foglie, quelle secche, quelle conciate male, dopodiché provvederò al rinvaso. Allora procediamo rompendo un po' il pane radicale. Allora, come vi avevo già mostrato in un altro video, sul fondo del vaso dobbiamo mettere dell'argilla espansa oppure del lapillo vulcanico per permettere che l'acqua dreni, che non si formino dei ristagni idrici all'interno del vaso, altrimenti la pianta soffre e potrebbe morire, soprattutto trattandosi di una gardenia. Dopodiché anche in questo caso mettiamo un pezzettino di tessuto non tessuto sopra facciamo così, tessuto non tessuto, dopodiché in questo caso oltre al terreno tutto giardino Gartenmarkt, che è un terreno diciamo che va bene per tutte quante le piante, in questo caso dovrò arricchire il terreno di una quantità superiore di torba, perché essendo la gardenia una pianta acidofila ha bisogno di un terreno acidofilo, altrimenti va in crisi. Quindi aggiungerò da un altro sacco che ho qui a fianco della torba per rendere il terreno con un pH molto più acido di quello che è già previsto nel sacco di tutto giardino. Nel sacco di tutto giardino il pH è attorno al 6.5, lo devo abbassare per renderlo più acido, e quindi ci aggiungo da un altro sacco della torba. Qui aggiunto della torba, ci aggiungo anche un pugno di pellettato, facciamo anche due, un pugno e mezzo, giusto per dare nutrimento alla pianta. Ci aggiungiamo poi il terreno tutto giardino. Una volta che ho messo la torba, ho messo un pugno e mezzo di stallatico pellettato e una volta che ho messo il terreno, quello diciamo universale, ma comunque anche quello concimato, lo mescolo per bene in maniera che diventi omogeneo e incomincio a stenderlo all'interno del vaso, coprendo il tessuto non tessuto. Poi prendo la mia gardenia, vedo se l'altezza è giusta, no, è troppo basso, aggiungo altro terreno. Ok. Ecco, adesso l'altezza è quella giusta, per cui provvedo a riempire la parte restante del vaso. Ok, fatto.